Trocchi, libreria Massaro, e io sono molto contento di presentare questa sera di nuovo Damiano Pellizzari, un po' perché è un amico, ci conosciamo da un po' e abbiamo fatto parte anche dello stesso circolo di lettura, insomma ci conosciamo da un po', e un po' perché anche l'altra volta quando abbiamo presentato il libro Il diavolo veste preda, anche quella sera è stata simpatica, quindi spero che insomma ci riusciremo a divertire anche questa sera e anche magari a capire alcune cose che possono essere preziose. Questa sera il libro che presenteremo, che è di Panda Edizioni, è Istruzioni per diventare ansiosi e depressi. Quindi la prima cosa cioè, istruzioni per diventare ansiosi e depressi, esatto, come se l'ansia e la depressione non fossero abbastanza o sufficientemente normali, insomma, nella normalità nella nostra vita quotidiana. Quindi salta subito all'occhio che il titolo è paradossale, e tu, Damiano, più di una volta nel libro usi questa tattica paradossale. Quindi volevo chiederti come mai hai deciso così di bruciapelo di intitolarlo in questa maniera, che così magari per l'acquirente che è un po' distratto il titolo insomma potrebbe far balzare l'occhio. Sì. Allora mi siedo prima che venga l'ansia. nel tema. Ho pensato di mettere questo titolo perché è un po' per sorprendere, nel senso che se io avessi messo istruzioni per non diventare ansiosi e depressi, chissà quanti manuali ce ne sono così, no? E quando noi inceppiamo in qualche maniera la nostra logica di pensiero, probabilmente riusciamo anche ad attuare un cambiamento, cioè come quando camminiamo, se noi inciampiamo in qualcosa, c'è qualcosa che ci intralcia e ci accorgiamo che c'è qualcosa che alto là, cosa succede, no? E quindi io stavo camminando, tra l'altro mi ricordo precisamente quando mi è venuta l'ispirazione, stavo tra la casa di riposo e l'ospedale, camminando e così pensando, no, per i fatti miei mi è venuta in mente questa idea. In realtà mi è venuto in mente prima metà titolo, istruzioni per diventare ansiosi, poi ho detto perché no, non aggiungere anche l'altra faccia della medaglia che è, se vogliamo, la depressione, no? Però io ho messo gli estremi, cioè ansia e depressione. Ho messo gli estremi come manifestazioni cliniche, però voglio dire, questo vuole essere un manualetto utile per tutti, non necessariamente per chi ha questo tipo di disagio, perché voglio dire, si può declinare l'ansia anche come stress, come preoccupazioni. La depressione può essere anche, voglio dire, in forma più leggera, può essere, voglio dire, essere giù di corda, essere giù di morale, ok, possiamo anche definirlo così. Non sono la stessa cosa, chiaramente le manifestazioni cliniche sono più pervasive e invasive. E quindi però i meccanismi che sono sottesi, che ci sono sotto, sono i medesimi, solo che appunto nella quotidianità lavorano meno, se vogliamo, sono meno incisivi. E il perno su cui verte, diciamo, il libro è la relazione con il tempo, cioè io faccio una lettura sul tempo, come noi ci rapportiamo col tempo. Possiamo essere più inclini a essere stressati / ansiosi, o più inclini a essere giù di morale / depressi. Ok? Quando noi siamo più inclini a guardare al passato, ok? Verosimilmente siamo in un versante depressivo. Quando invece il nostro pensiero è orientato prevalentemente sul futuro, no? Quando, come dice un proverbio spagnolo, il nostro giorno più occupato è domani, allora siamo in un versante ansioso. Quello che facciamo fatica noi a vivere, e l'unica cosa certa che abbiamo, è l'oggi, è l'adesso. Questa ispirazione di, diciamo così, ancorare queste due dimensioni di stress / ansia / attacco di panico, depressione. No, ma tu non ti preoccupare, stanno gestendo le sedie. Sì, mi è venuto da una lettura, da un paio di letture, in particolare di Philip Zimbardo, che è uno psicologo di origini italiane,
famoso per aver fatto negli anni 70 un esperimento, una specie di grande fratello ante litteram, dove praticamente all'Università di Stanford lui ha simulato praticamente un carcere dove persone assolutamente normali, ok? Alcuni li ha fatti diventare detenuti e altri li ha fatti diventare secondini, e ha dovuto interrompere l'esperimento nel giro di una settimana perché cominciavano a esserci problemi anche di ordine etico non indifferenti. E poi ha scritto un altro libro, appunto Il paradosso del tempo, molto, molto interessante, molto alternativo come lettura, ma anche molto scientifico. E questo, unito ad altre letture tipo Il potere di adesso di Edgar Tolle, oppure di Wayne Dyer, Il potere dell'intenzione, insomma unito, non so, tipo a Platone, l'ornitorinco, le barzellette che spiegano la filosofia, sono delle fonti di ispirazione. Infatti una delle cose che io suggerisco alla fine del mio libro è quello di fare quello che tanti non fanno, è leggete la bibliografia e dopo il piccolo percorso che avete fatto con me, leggete qualcos'altro che magari vi ha ispirato. Bene, adesso se fosse un giallista che vi ha rivelato il finale, sarebbe il libro l'avremmo spoilerato, come si dice adesso, però no, in questo caso non è importante, perché di fatto il libro è anche un manualetto per cercarsi anche di capire. E tu hai detto che una delle cose fondamentali nel libro è il tempo, ed è vero, magari ci ritorneremo su verso la fine, visto che insomma alla fine magari diremo anche chi è il colpevole del delitto di questo libro. Però uno degli altri protagonisti è sicuramente la risata, il ridere. Chi lo leggerà il libro è pieno di battute, ma battute veramente comiche, barzellette, colmi, eccetera eccetera. E tu dici nel libro che ridere è anche una cosa seria. Sì. Adesso anch'io dirò una cosa seria, così mi do un tono anch'io. E oltretutto è anche la cosa che definisce l'uomo, la risata. Lo dicono ben due pilastri della filosofia occidentale. Lo dice Aristotele, dice l'uomo è l'animale che ride, anche se più famosa quella l'uomo è l'animale che parla, però quella un po' meno famosa, ma forse più vera, dice che l'uomo è l'animale che ride, e l'altro dice è Kant. Kant dice che l'uomo capace di risata, cioè l'uomo è quell'animale capace di risata. Quindi la risata, non lo sapete, è difficile trovare un animale che rida veramente, o che rida con comprensione. L'uomo è quell'animale che sa anche ridere, e ridere è una cosa seria quando uno rischia di essere ansioso, stressato, depresso. Vuoi spiegarci perché? Addirittura c'è lo yoga della risata, se vuoi anche parlarci dello yoga della risata. Sì. Okay. Allora sì, ridere è una cosa seria, ovvero terapeutica, in questo senso, no? Anche qui mi piace giocare un po' con le parole, insomma. Io spesso introduco l'argomento cercando di non definirlo, o di introdurlo con io amo definirle così, psicobarzellette, ma psico solo perché sono dentro un libro di psicologia, non perché hanno niente di psicologico, sono barzellette che ho trovato qua e là e che mi piacevano. Per esempio, non so, piuttosto di definire che cosa è l'ansia, io dico che cosa non è l'ansia. Perché tanto, voglio dire, uno basta che guardi su internet che cosa è l'ansia, trovi migliaia di risposte, però magari guardi su internet che cosa non è l'ansia, magari è un po' più difficile trovare una risposta del genere. E la risposta, per esempio, a questa cosa è: l'ansia non è la capacità di stare nel presente, ovvero è l'incapacità è la propensione a, diciamo, a stare sempre nel futuro, ok? Sembra un gioco di parole, però è un altro punto di vista. Allora, per esempio, non so, sapete la differenza che c'è tra stress, ansia e panico? Allora, ve la dico. Per l'uomo lo stress è quando viene a sapere che tua moglie è incinta, l'ansia quando viene a sapere che la tua amante è incinta, il panico è quando scopri che sono incinta entrambe. Per la donna è un po' diverso, ma questa magari ve la lascio, c'è anche la versione femminile, questa ve la lascio alla curiosità. Ecco, magari introduco. Ma perché introduco l'ironia? Non giusto per ridere così, perché l'ironia, il buon umore,
scardina i piani, nel senso che disattende le nostre aspettative. Cioè noi ci aspettiamo qualcosa, invece ne succede un'altra, quindi c'è una discrepanza tra quello che è il piano, si dice, cognitivo, del ragionamento logico, da quello che è il piano più emotivo, istintuale. Cioè, se vogliamo, c'è una, detta in altri termini, uno shock tra, passatemi il termine, così molto semplice, ma tra l'emisfero destro del cervello e l'emisfero sinistro. E questo, anche nel mio lavoro di psicoterapeutico, permette, diciamo, di insinuare nuove sensazioni, nuove idee nella persona. Io uso sempre la parola persona, mai paziente, mai cliente, mai utente, perché mi piace. Sì, il paziente mi sembra qualcosa che uno deve stare lì passivo a subire qualcosa, utente è un po' troppo mutuo, diciamo, e cliente troppo commerciale, quindi mi piace più persona. E quindi sì, ecco, questo permette di insinuare nuove idee, come dire, in un computer si installano dei drive, no? Si installa un dischetto, una chiavetta, per inserire qualcosa di nuovo. Ecco, l'ironia, il buon umore permette di promuovere un cambiamento quasi senza che la persona se ne accorga, gli fa fare un'esperienza. Poi, ecco, su quello che dicevi tu, Davide, sull'importanza del ridere, c'è una bella esperienza che si sta portando avanti in tutto il mondo e anche in Italia, è arrivata da qualche anno anche in Italia, che si chiama yoga della risata. E questo è un medico indiano, un certo Madan Kataria, che sostanzialmente ha fatto, lui è medico, insomma, un medico istituzionale, nel senso un laureato in medicina, ecco, si è accorto appunto che il ridere fa bene e ha cominciato a creare dei club dove cominciavano a raccontarsi le barzellette. Poi a un certo punto le barzellette finiscono, allora ha detto: allora cominciamo a ridere, passatemi il termine, spintaneamente, cioè in modo autoindotto, finché a un certo punto la risata diventa anche spontanea, in un gruppo, in tante persone che si ride, che magari si fanno anche dei giochi un po' così comici, che ci si disinibisce un attimino. Ecco, per molti questo può essere una forma di promozione del benessere, insomma, ecco. E quindi questa cosa si sta. E poi ecco, un'altra cosa che volevo dire, un'esperienza da dove parte questa intuizione di unire la psicoterapia anche al buon umore, a unire questi ingredienti di sorriso, se vogliamo, e nasce dalla mia esperienza che ho fatto ancora nel 2010-2011. Ho fatto un anno di un master sulla clown terapia, e forse c'è anche qua, non so, detto che veniva il responsabile del dottor Clown Italia. C'è? Non c'è? No, sembra che non ci sia. Se c'è, si mantiene nascosto. È un dentista di Vicenza, che non si sa se è più dentista o più pagliaccio, ma insomma vabbè. E niente, da questo nasce questa cosa, insomma, di unire le due discipline, le due arti, chiamiamole così. Tu nel libro fai accenno a una cosa che secondo me è molto importante. Io non so quanti di noi l'hanno vissuta, ma secondo me è abbastanza. Io, perché sono moderatamente ipocondriaco, la vivo costantemente, cioè che è il pericolo dell'autodiagnosi. Credo che sia capitato a tutti, che quando qualcuno vi descrive i sintomi di qualcosa che ha, oppure sentite dei sintomi e andate su internet a guardare a cosa corrispondono quei sintomi, non so voi, io il 50% delle volte mi sento la malattia che viene descritta. Esatto. E tu giustamente dici che è una cosa molto pericolosa, soprattutto quando si rischia di essere vicini a momenti di stress e di ansia. Vuoi dirci qualcosa in più? Tra l'altro è per questo che poi dopo lui nel libro difficilmente descrive effettivamente i sintomi dell'ansia, dello stress, eccetera, eccetera. Sì, e quando li descrivo dico al lettore: attento, cerca di non identificarti con questi sintomi. Allora, se lo fai, due sono le ipotesi:
o non hai ascoltato il mio consiglio o sei davvero stressato o ansioso o depresso, quello che è, ok? Nel senso che, allora, noi come funziona il nostro cervello, la nostra mente? Tendiamo sempre a convalidare, a confermare ciò che già pensiamo. Cioè, per un fatto di economia mentale è più difficile smentire le nostre convinzioni, è più facile che noi troviamo dati, elementi che vanno a confermare ciò che noi pensiamo. Allora, è la stessa cosa, adesso nessuno me ne voglia, dell'oroscopo. Allora, se uno legge l'oroscopo, sicuramente ci trova qualcosa che corrisponde, per questa logica di verifica e di conferma. Se io prendo un segno zodiacale, non so, io sono Capricorno e lo inverto a cieco, diciamo, senza dire alla persona di che segno si tratta, sicuramente ci vedrà in quella descrizione dell'oroscopo qualcosa, perché tanto non sono definizioni precise, esatte. Non è che l'oroscopo ti dice oggi ti capiterà che vincerai 3.571 euro. No, non ti dice questo, oggi sarà un giorno fortunato per te, e tu dentro questo fortunato ci metti dal saluto che hai ricevuto dal collega alla carezza che ti ha fatto tuo marito, non so, al gratta e vinci che hai vinto 20 euro, non lo so, qualsiasi cosa. Ok? Allora noi tendiamo, e questo è anche normale, è anche comprensibile, perché non è che possiamo sempre smentirci, tendiamo comunque a verificare quello che noi già pensiamo. Se faccio un altro esempio, magari, non so, se uno pensa che gli extracomunitari sono bla 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 bla, non lo so, non ci metta quello che vuole, sicuramente troverà conferma in quest'idea in tutti quei fatti che vanno a confermare le sue idee. Se uno pensa che gli extracomunitari sono buoni, adesso, passatemi la semplificazione, e l'esempio non vuole essere in nessun modo, diciamo, come dire, di riferimento reale o cosa, anche se è una cosa, sì. Però tenderà a confermare o avere più attenzione per quelle idee che vanno a confermare la sua ipotesi. Quindi attenzione a chi appunto si fa autodiagnosi, perché può essere pericoloso proprio per questo, che uno si identifica con tutto. E allora quando si fanno queste cose, se non altro, cercate di falsificare, come diceva il filosofo Popper all'inizio del Novecento, la logica della falsificazione. Tu dici giustamente una cosa vera, e allora ti chiedo un'altra cosa. Tu nel libro giustamente è un piccolo manualetto, ci sono anche dentro degli esperimenti divertenti, ci sono anche dei test, io li ho fatti ma non vi rivelerò i risultati, non si sa mai. E quindi insomma ci si può anche divertire a leggerlo, però giustamente Damiano fa notare una cosa, che questo è un manualetto che un po' va bene per tutti, insomma deve essere pensato per tutti, non può essere mai una terapia mirata, mentre invece lui che è psicoterapeuta giustamente cerca sempre di avere davanti degli individui, delle persone, ognuno ha un bisogno specifico. A me rimane comunque il dubbio, visto che tu non ci dai i sintomi, cioè uno come fa a sapere quando può bastargli il manualetto, mettiamola così, per mettersi l'anima in pace, o quando invece ha bisogno proprio dello psicoterapeuta? Quando è che c'è questo scatto? Come si fa a capire? Beh, è una domanda da 100 milioni, nel senso che probabilmente se il livello di insoddisfazione che la persona ha di se stesso arriva ad un livello in cui non gli va più bene come sta vivendo, forse è il caso che si rivolga ad un professionista del benessere. Insomma, non saprei dire, il manualetto offre degli stimoli su cui riflettere, ma anche su cui agire concretamente, perché la pratica conta più della grammatica, qualcuno diceva una volta. Quindi do degli spunti, per esempio, ci sono test, chiamarli test è quasi troppo, nel senso che li chiamerei più che altro questionari di autovalutazione, ecco, è una oggettività soggettiva, è un modo per portare alla coscienza ciò che la persona ha già dentro di sé. Come diceva Galileo Galilei, no? Non si può insegnare nulla ad un uomo, lo puoi solo aiutare
a scoprire ciò che è già dentro di sé. E quindi sono tutti trucchi, tra virgolette, per far uscire, far emergere una domanda, far emergere un bisogno, far emergere un livello di coscienza magari superiore a quello precedente. E allora veniamo al punto clou, insomma, del discorso, cioè quello che la relazione che hanno queste, diciamo, problematiche con il tempo. Io vorrei che ce la spiegassi proprio nei dettagli, ovvero sia, io lo taglio molto con l'accetta, poi dopo Damiano vi darà le specifiche, però grosso modo l'ansia, lo stress e il panico hanno a che fare con un problema col futuro, la capacità di riuscire, insomma, più o meno a controllare il futuro, mentre, correggimi se sbaglio, la depressione ha più a che fare con il passato. Ecco, qui vorrei che ci specificassi bene questa relazione con il tempo, che tra l'altro è una cosa molto interessante, non ci avevo mai pensato. E soprattutto tu dici, la cosa più importante sarebbe riuscire a vivere nel presente, solo che noi siamo esseri temporali, è una cosa difficilissima, cioè nel senso, come si può riuscire a trovare questo equilibrio temporale? Sì, allora, già la parola, per esempio, l'ansia abbiamo detto che è collegata alla propensione ad essere sempre, a vivere sempre nel futuro, no? O per sempre, tra virgolette, o molto nel futuro. Già la parola preoccupazione, occuparsi prima, cioè occuparsi prima che qualcosa accada, ok? Quindi la persona stressata, ansiosa, pensa sempre a domani, cosa farò domani, cosa succederà se con questa crisi, se perdo il lavoro, e si proietta nella fantasia, nei pensieri, quindi di conseguenza anche nelle emozioni, nelle incertezze, ok, del futuro. Solo che con la volontà, il desiderio di volerlo controllare, cioè di voler controllare l'incontrollabile, perché il futuro non si può controllare, cioè o si può un po' prevedere, un pochino prevedere, ma non controllare completamente. E quando la persona comincia a pensare troppo al futuro e vede che è impossibilitata al controllo, scatta l'ansia, okay? A più livelli, okay? Dallo stress all'ansia o all'attacco di panico vero e proprio. Mentre per quanto riguarda l'aspetto dell'essere giù di morale, essere all'estremo depressi nelle sue varie forme, è la persona che guarda indietro e quindi non riesce ad andare avanti, perché vuol dire, cammina con la testa indietro, quindi il primo palo, la prima buca, cade, perché guarda indietro, sensi di colpa, gli errori che ho fatto, e il suo dialogo interiore è costantemente o molto incentrato su quello che magari gli è successo, ok? E che non accetta. Però la vita non è quello che vorremmo che fosse, ma è quello che è, e quindi alcune cose vanno accettate, e finché non si accettano si rimane, se vogliamo, ancorati in un passato che non esiste più, però fisicamente, proprio da un punto di vista fisico, ieri non esiste più. E quindi la domanda è: come si fa a vivere nel presente? Buone prassi, per esempio, possono essere, alcune buone prassi ci vengono sicuramente dalla cultura orientale, che possono essere la meditazione, il rilassamento, la preghiera, tutte quelle forme, vuol dire, ecco, fare una passeggiata in mezzo alla natura, anche una buona lettura. Possono essere delle modalità, muoversi, ridere, ballare, cantare, ok? Cose proprio semplici, possono essere cose che ci aiutano a stare nel presente. Le cose fisiche, il nostro corpo vive sempre nel presente, perché voglio dire, se io mi taglio un dito, il mio corpo è qua adesso che sente, non pensa a domani o a ieri, è qua, mentre la nostra mente ha la capacità di oscillare, e quindi sì, è un allenamento costante, insomma, quello di imparare a stare nel presente. Cioè, io per primo mi ci metto, non è che non escludo. Io ti farei un'altra domanda, Damiano, poi chiederei al pubblico se magari c'è qualcuno che ha delle curiosità, delle domande o qualcosa da rivolgere a Damiano. Forse l'unico, c'era Sartre che diceva: l'inferno sono gli altri.
forse l'unico trauma, insomma, che è descritto nel libro, che non ha completamente a che fare col tempo, e quindi magari vorrei che ne dedicassimo brevemente un accenno, è l'ansia sociale, perché più che col tempo forse ha a che fare con il modo in cui crediamo che gli altri ci guardino, giusto? E quindi vorrei che ce la descrivessi, perché mi sembra un tipo di ansia tipica rispetto all'ansia normale, ecco. Vorrei che ci dicessi due parole anche su questo. Allora, il capitolo inizia con questo, dice mamma, oggi non voglio andare a scuola. No, guarda che ho paura, dice no, non voglio andare a scuola, ho paura. No, devi andare a scuola, ricordi che sei il professore. Allora, questa è la mia definizione di ansia sociale. Comincio così, nel senso, allora, quasi non serve neanche che ve la spieghi, perché l'avete già intuito, giusto? Non serve la definizione, comunque la definiamo lo stesso. Sostanzialmente è la paura del giudizio degli altri. E perché? Vabbè, adesso allora faccio chiaramente passatemi, è una generalizzazione. È la paura del giudizio degli altri che verosimilmente nasce da una scarsa autostima, ovvero da un giudizio negativo su noi stessi, perché se noi avessimo un giudizio buono, positivo di noi stessi, ce ne fregheremmo di quello che pensano gli altri. Quindi una certa debolezza interiore, una certa fragilità, una scarsa autostima, dei pensieri, delle idee negative o di poco valore, darsi poco valore appunto, portano a pensare che gli altri pensino, no, male di noi, o che pensino che noi siamo sbagliati, o avere paura che l'altro ci sta controllando. Però anche qui c'è sempre di sotto il controllo, cioè pur non essendo magari una propensione di una persona che guarda al futuro, però è comunque a che fare con il controllo, col controllo di quello che è esterno a noi, addirittura del controllare il pensiero degli altri, che non si può controllare. Allora, abbiamo qua uno psicoterapeuta che ci ha parlato di ansia e depressione, quindi credo che il 99% delle persone presenti magari può avere qualche curiosità da chiedergli, qualche informazione ulteriore, Ecco, prego. La memoria di quello che ci è successo influisce sulla nostra ansia, sulla nostra depressione. È bene coltivarla, è bene spegnerla. La memoria intesa come la capacità di ricordare. Sì. Allora, voglio dire, è meglio averla che non averla sicuramente la memoria, perché quando non si ha più purtroppo qui si tratta di un discorso un po' diverso, si tratta di se quello che mi è successo diciamo di negativo io lo accetto oppure lo subisco. Allora, accettare significa dire sì, questa cosa è capitata, ok? Cosa mi insegna, cosa mi potrebbe insegnare, quindi da qui parte un altro tipo di film. Quando dico sì, non so, la butto giù pesante, è morta una persona cara. Finché io questa cosa non l'accetto, continuerò a piangere, a disperarmi, non lo so, a dire guarda che ingiusto è la vita, guarda che ingiusto è Dio, guarda che ingiusto è essere incazzato con il mondo. Quando io dico sì, comincerò a dire sì, questo è un dono che la vita mi ha fatto, cambio il mio dialogo interiore. Mentre se io tollero, quando io tollero sì, l'accetto, sì, però fondamentalmente no. Quindi allora la memoria non si può cancellare, si può però modificare il dialogo interiore. E quindi quando comincio ad accettare quello che è successo, cambiano le domande e cambiano le risposte, e come dire, finché non si accetta qualcosa è come se ogni giorno mandassimo in onda sempre la medesima puntata della stessa telenovela, magari brutta anche.
no? E quando invece cambiamo la nostra risposta in un sì, e il nostro film cambia, magari diventa una commedia, magari diventa un film che ci piace, e quindi la nostra televisione mentale, passatemi la metafora, diventa, ci raccontiamo cose diverse, ok? Più benefiche, più vitali. Non so se ho risposto. Sì, sì. Grazie. Prego. Lei diceva prima che l'ansia è determinata dalla prospettiva per il futuro, e tutto quello che ci aspetta, cioè pianificare, fare planning, perché se no il planning ci dà una compensazione rispetto all'ansia che abbiamo nel presente, e il planning futuro ci prospetta qualcosa di positivo. Io invece ritengo che l'ansia sia dovuta anche da, come dici, cioè agganciandomi a questa posizione qui, a tutto quello che c'è stato nel passato, essere radicati troppo nel passato probabilmente è un fattore ansiogeno o di depressione, non lo so. Allora, di depressione la domanda è un po' confusa, nel senso... Ma non sono in correlazione. Certo, allora voglio dire, sicuramente spesso infatti ansia e depressione vanno a braccetto. Infatti io nel titolo dedicato alla depressione, dopo aver scritto dell'ansia e dei suoi amichetti, ok, dico depressione, l'altra faccia della medaglia, ok? Quindi sicuramente sono due aspetti che vanno assieme, ed è chiaro che se io voglio dire, non accetto alcune cose del passato, è molto probabile che abbia una visione anche negativa del futuro. Sì, ci sta. Non so se ho risposto. Sì, ma qual è la risposta? Cioè, qual è la chiave per uscirne? La chiave per uscirne è, come ho detto prima, è imparare a stare nel presente. Lo dicono tutti, è la cosa più difficile. È la cosa più difficile, lo so. Nessuno ha detto che è facile. Comunque la depressione cos'è? La vera depressione? Perché una volta dice, ma sono depressa, sono un po' depressa, però non so se è veramente una depressione. Uno utilizza la parola un po'... Sì, sicuramente viene usata a sproposito. Spesso, voglio dire, è diventata una parola di uso comune per dire sono depresso, per dire sono giù di corda, il morale giù dalle scarpe, cioè la depressione intesa in senso clinico ha una serie di parametri specifici, ok? Stando al manuale diagnostico di disturbi mentali, ha una durata di almeno 6 mesi, tutta una serie di criteri che però, voglio dire, sì, possono essere utili, ma fin là, nel senso che personalmente io preferisco conoscere piuttosto che riconoscere, nel senso che se io prendo una serie di sintomi e li paragono a questo modello, questo manuale piuttosto che un altro, ok, rischio di, appunto, come dicevo prima, entrare nella logica della verifica. Io preferisco entrare nella logica della falsificazione, perché, voglio dire, è conoscendo, non riconoscendo, che si imparano cose nuove. Tutti i grandi i geni, da Tesla ad Einstein a Gesù a Gandhi, sono tutti quanti persone che hanno visto le cose in maniera diversa dalla massa, cioè sono uscite da un paradigma, sono uscite da una logica, da un pensiero di massa, e hanno inizialmente critiche, tutti quanti hanno avuto grosse critiche, dopo però forse un poco che aveva ragione. Sempre per questa tendenza a inflazionare la parola depressione, no? Quando magari le cose non girano e allora dici sono depresso. E la malinconia? Sono tutte allora,
le parole sono, come dire, delle etichette che noi mettiamo alle cose per riconoscerle. È una sfumatura. Vogliamo rendere oggettiva la malinconia? Sì e anche no, c'è chi ci ha anche provato come rendere oggettiva la depressione, sì e anche no, nel senso che può essere utile da un certo punto di vista, per esempio istituzionale, nel senso da un punto di vista magari legale serve una diagnosi, perché per un discorso di avvocati, allora lì è necessario per entrare dentro certi paradigmi, ok, istituzionali. Però per quanto riguarda la persona che tu devi aiutare in qualche modo, o sei l'amico o sei il terapeuta, cioè uscire da queste etichette, no? Cosa vuol dire per te essere malinconico soggettivamente? Perché è come dire, possiamo cambiare la parola e dire coraggioso. Se io chiedo cosa significa avere coraggio per te, ha un significato. Se lo chiedo a Schumacher, vabbè, poveraccio adesso, il concetto di coraggio sicuramente è molto diverso dal tuo. È uguale la malinconia. La mia malinconia non sarà identica ed equiparabile alla tua, perché siamo anche unici e ripetibili, no? E la depressione sì? La depressione, se entriamo in una logica medica, ok, di paradigma medico, viene classificata così, lo so, sì, viene classificata così come una malattia, però c'è anche come dire, un errore di fondo, che malattia si dovrebbe definire malattia quando c'è un nesso di causa esatto e preciso tra la causa e l'effetto. Quando invece non si può stabilire un nesso di causa ed effetto stretto, si parla di sindrome, cioè vuol dire una serie di sintomi in cui le cause possono essere molteplici. Quindi già definire la depressione che ha a che fare, o l'ansia, definirli in maniera stringente mi può essere utile sì per riconoscere, ma non per conoscere, perché sennò rischio di ok, va bene, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, se sì, tutti i sintomi sono uguali, quindi perdo, sì, vabbè, vedo delle similitudini, quindi tanto più o meno si assomigliano e tratto le persone tutte in maniera standardizzata. A volte si fa così per necessità, perché è la cosa più semplice, più economica, più di uso, insomma, però non è detto che sia la più opportuna. Posso intervenire? Sì. Io intervengo a titolo di vecchio collega verso il giovane collega. Sì, ok. Ma direi questo, che innanzitutto io sono un po' della vecchia scuola, secondo la quale ogni forma di patologia inizialmente è un'autoterapia, in modo che la persona per adattarsi per quanto possibile, finché ce la fa da sola. Per cui sono d'accordo che allontaniamo un po' troppo, diciamo, la medicalizzazione. Però ci sono degli eventi, delle estrazioni, per esempio rispetto alla depressione, che se noi restiamo in un indifferenziato rischiamo di fare un cattivo servizio. Nel senso che grosso modo ci sono due categorie: c'è la depressione che ti viene e non sai perché ti venga, che è quella endogena, e c'è la depressione reattiva, cioè che si iscrive nella tua storia, legata generalmente alla perdita. Per esempio il lutto è una tipica situazione di depressivo. Noi possiamo anche non definire depressione, perché poi è ovvio che uno sta male se gli vuole un figlio, banalmente. Non è che tu devi fargli subito l'etichetta, però io credo che sia importante tenere presente che ci sono delle differenze ormai che conosciamo abbastanza bene. Un episodio, una famosissima clinica americana, il Logic Center, dove hanno lavorato i più importanti psicanalisti del Nord America, ha dovuto chiudere i battenti perché a un certo punto un loro paziente depresso ha fatto causa alla struttura, perché aveva scoperto che con l'uso del psicofarmaco sarebbe stato meglio, anziché fare anni di psicanalisi per niente, e l'hanno persa e hanno dovuto chiudere il centro. Tanto per dire niente, no? Quindi ormai le cose sono un po' più articolate, ecco.
Io credo che sia importante anche riconoscere i progressi che come il nostro campo si stanno facendo e ci sono insomma, dal punto della definizione delle situazioni. Sei d'accordo? Sono d'accordo sul fatto che la depressione, come l'ansia, può essere anche questa una chiave di lettura come una forma di adattamento e di autoterapia, è interessante come chiave di lettura. Mi rendo conto anche che sono un po' perplesso sul fatto della depressione che ti viene perché non sai perché. La melancolia, la famosa melancolia. Sì, però non sai perché, magari la persona non sa perché magari il suo livello di energia, il suo livello di consapevolezza non è tale per cui non sa dirti perché. Magari, o non sa scavare dentro di sé, non ha quel livello di dimestichezza con se stesso per una serie di motivi per cui non sa dirti perché. Questo è l'ottimismo dei giovani psicologi. Può essere. Ascoltando tutti i vari passaggi, mi è venuto in mente, Sì. Non posso farlo girare perché è attaccato, ma se no dietro non ci sente. è un concetto molto semplice. Sì. Ascoltando tutti i vari passaggi che ho sentito, mi è venuta in mente una cosa che ho letto, non chiedetemi dove perché ma comunque molto simpatica e che mi ha aiutato molto. I bambini piccoli quando giocano, quando ancora non hanno avuto il contatto con lo stress della scuola materna, di tutte le varie attività eccetera, quando sono piccoli non sono ansiosi, fanno una cosa alla volta, sono concentrati sul qui e ora, giocano, quando giocano imparano, creano e sono sereni. E ora una cosa che ho letto è che guardiamo i bambini piccoli, impariamo da loro per levarci un po' di mezzo quest'ansia. Tant'è che il concetto di tempo te lo fanno imparare in prima elementare. È vero? Sta giovane. Una cosa che ho appreso frequentando per un periodo lo yoga della risata è questa. Delle ricerche hanno verificato che sapete, un bambino molto piccolo, sapete quante volte sorride in un giorno? Fa diciamo delle morti o delle che sono comunque assimilabili a un sorriso, delle 4 del 500. Un adulto, sapete in media quant'è? 14. Sono adulti che non sorridono neanche. Quindi questo la dice lunga sull'addestramento e anche la parola che subiamo. È interessante la parola addestramento, non è che si chiama assinistramento, ma addestramento, nel senso che il nostro emisfero destro è quello deputato, è quello più libero, è quello più creativo, è quello più istintivo e noi veniamo addestrati. Quindi cosa vuol dire? Che veniamo un po' inibiti, veniamo un po' controllati, veniamo un po' questo non si fa, questo non si fa, il tempo è già scandente. Se ridi troppo gli altri ti vanno alla cosa ride Esatto. sempre. O no, non l'hai ascoltato qualche volta? Sì. Ma è vero che per qualcuno depressi si nasce? Io lo ribadisco agli altri, ha chiesto la signora se è vero che depressi si nasce o magari si diventa, giusto? Era questa la domanda. Beh, lì, come dire, ci sono tantissime ricerche fatte anche sui gemelli omozigoti, però non è che c'è un orientamento univoco. Anche sul discorso del genetico, probabilmente ci sarà anche una componente, però dirlo come dire, come certezza, come esiste la forza di gravità, non è così. Forse è più l'ansia che si eredita come fattore. È verosimile che magari assumiamo dei modelli familiari o dei modelli
Li assumiamo però. Assumiamo, sì. Poi magari che ci possa essere, voglio dire, faccio questo esempio, qualcuno nasce Ferrari, qualcuno nasce 500, qualcuno Panda, passatemi il paragone semplicistico, però siamo tutti diversi, quindi probabilmente c'è anche un aspetto biologico, però voglio dire veramente, almeno dai dati che ho io, che ho letto nel tempo, trovi ricerche che vanno verso una direzione e che pesano verso una e ricerche che vanno verso un'altra. Allora, qual è? Non lo so. Qual è la tendenza adesso per curare la depressione? Cosa intende per tendenza? Diciamo quello più adoperato in questo momento, perché il tempo indietro il psicoanalisi era stato in un tempo molto sì, diciamo che molto allora, consigliato, e dopo sì. È arrivato il tempo dell'aiuto con le pastiglie, diciamo, sì. perché da solo non si esce, anche se ti parlano 24 ore al giorno. Allora, diciamo che alla psicanalisi va dato il merito di essere stata, diciamo, la disciplina, l'orientamento psicologico che ha aperto, forse per primo, Freud, e poi diciamo, la strada verso un modo di approcciarsi alla psiche, alla mente, alla persona. Poi nel tempo si sono sviluppati anche altri modelli di riferimento. La psicanalisi presuppone un percorso lungo. Ci sono anche altri orientamenti più brevi, forse anche più, diciamo, adeguati al tempo in cui viviamo. Diciamo che la psicanalisi è come dire, io faccio questo esempio, è come dire vado a Roma a piedi, sarà un bel viaggio, lungo, fantastico, posso fermarmi quanto voglio, quanto mi piace, e quando arriverò a Roma. E questa era un po' in sintesi, molto sintesi, insomma, l'idea che potrebbe essere quella della psicanalisi. Alcuni altri modelli è come dire ti porto a Roma in aereo, perdi sicuramente la bellezza del paesaggio, perdi tante cose, però arrivi all'obiettivo prima. E ci sono appunto modelli di riferimento, dalla psicoterapia strategica breve al cognitivo comportamentale, ad altri, insomma, magari che hanno approcci non solo attraverso la parola, ma anche attraverso il corpo, che magari lavorano più in fretta. Poi anche lì, di là dello strumento che si usa, si deve creare una buona relazione terapeutica con chi ti sta aiutando. Se ti fidi, se ti senti che questa persona ti può aiutare, probabilmente ne vieni fuori anche prima. Se invece non hai un senso di fiducia, non ti ispira, non ti piace, e poi l'aspetto farmacologico, questo non è di competenza dello psicoterapeuta, ma di competenza medica. Diciamo che io la vedo così, gli psicofarmaci sono un po' funzionano come l'anestesia per l'intervento chirurgico, nel senso che ti possono abbassare l'ansia, ti possono alzare un po' l'umore, ma se poi non intervieni chirurgicamente è come se tu continuassi ad anestetizzarsi a vita. Per carità, magari piuttosto di stare male, meglio anche così, però ma in certi casi bisogna integrare le due cose, magari un periodo di anestesia, tra virgolette, comprendendo anche una psicoterapia, e dopo mano a mano togliere il farmaco e mano a mano, prima possibile, anche la psicoterapia. Io penso che nel rapporto tra il terapeuta e la persona deve stare meglio il prima possibile. Infatti io semmai li chiamo non pazienti ma impazienti, che vogliono stare bene presto, no? E io sì, uso questa modalità qua.
però anche la psicoanalisi ha un aspetto addittivo. Additivo cosa vuol dire? Di addizione, Dipendenza. sì, non mi veniva il termine, di dipendenza. Sì, come approccio il rischio è che si crei una dipendenza, perché frequentando un terapeuta per anni si crea un rapporto di dipendenza. È possibile che si crei, sì, che la persona cominci ad avere un bisogno, quasi una necessità di avere un terapeuta come riferimento. Io come approccio cerco di, come dire, nel più breve tempo possibile di svincolare la persona, che cammini con le sue gambe il prima possibile. Casomai, voglio dire, fa un ciclo di incontri, poi vivi, poi se per caso hai bisogno ritorni, ma non che devi venire da me vita naturale durante. Gli adolescenti, io faccio l'insegnante e sempre più spesso, sempre più frequentemente abbiamo adolescenti affidati alle cure dei terapeuti, degli psicologi. E una volta non era così, perché io insegno da qualche decennio. Da cosa dipende questo fatto? La domanda, sì, da cosa dipende il fatto che gli adolescenti... È anche vero che una volta non c'erano gli psicologi? Sì, è vero, però è anche vero che eravamo adolescenti diversi. Probabilmente più dediti al sacrificio, più sottoposti a determinati tipi di limitazioni, però ce la cavavamo da soli. È vero o no? Io parlo per una generazione... Su certe cose forse sì, su certe altre forse meno, cioè voglio dire, dipende anche dal punto di vista. Cioè io per esempio penso che un insegnante mediamente del giorno d'oggi si trovi a disagio a rapportarsi con ragazzi che hanno una velocità multitasking, e questa io la vedo come una risorsa, non come un limite. Il fatto che siano multitasking, siamo noi che siamo indietro, loro sono avanti, cioè per dire, e noi vediamo una volta, però è un guardare indietro. No, però c'è una fragilità di base, di fondo, che è estrema, e secondo me è pericolosa. Cioè sono fragili di fronte alla minima difficoltà. Mm-hmm. Sì, è un ambito di cui io personalmente non è un range di cui mi occupo. Pensieri che ho fatto ascoltando sì. Sì, ma qui si apre un discorso tanto ampio, un altro capitolo. Ma posso dirle una cosa, perché io capisco quello che sto dicendo. Non lo so, la taglio molto a fette e gliela racconto come una storia personale. Io mi ricordo che sia io che la mia ragazza, 35 anni, soffrivamo tutte e due avevamo qualche gastrite. Siamo andati dal gastroenterologo e allora non ha guardato niente, ci ha guardato e ci fa: sui 30? Sì. Avete studiato? Sì. Lavorate tanto? Sì. Allora siete stressati. Cioè, come per dire che c'è proprio una fascia d'età, cioè, in cui la nostra e quella dei ragazzi e adolescenti ancora di più è molto più stressata, è molto più inclina all'ansia, e quindi anche la fragilità, se vogliamo, rispetto alle generazioni precedenti, che forse, ma io qui la sto tagliando molto più a fette, erano più inclini alla depressione, cioè a guardare con il passato oppure magari dipende anche dall'età, arriva a una certa età, svolti dall'ansia e ti viene la depressione, non lo so, magari c'è un punto in cui da una parte vai all'altra. Però adesso il mondo corre molto veloce e quindi è molto più facile avere l'ansia verso le cose che ti possono capitare verso il futuro. Me ne accorgo ma era proprio bene per questo io. Perché il dottore diceva guardiamo, sfruttiamo, viviamo il presente, sfruttiamo le possibilità e cerchiamo di essere concreti, insomma il frutto del discorso era quello. Ma più passa il tempo e più ci si trova. Io sono abbastanza adulta da avere le risorse per combattere determinate situazioni psicologiche,
ma questi giovani secondo me non ne hanno sempre di meno, proprio perché è una generazione fast, proprio perché ci sono tutti questi limiti, proprio perché ci sono anche questi stimoli. Ma è difficile comunque interpretare, può essere, a me è venuto proprio il discorso, pensando questa riflessione mi è venuta pensando proprio a questo discorso qua, cerchiamo di vivere concretamente, era questo fondamentalmente il messaggio. Non è facile, in un mondo nel quale viviamo concretamente, cosa significa? La mia è un po' una sfida adesso, perché sono tutte riflessioni che vengono di conseguenza, perché io ero venuta qua pensando di ridere, invece stiamo facendo molto... Invece stiamo facendo terapia di gruppo, poi ci vediamo i cartellini. Raccogliamo anche la domanda del signore che era qua. Buonasera a tutti. Ho due domande, una personale molto seria e una generale. Allora, quella personale e seria è questa. Io due anni fa, girovagando per Monte Carlo, a un certo punto con la mia modesta BMW, quando ho incrociato la 10ª Ferrari sono caduto in depressione. Sono tornato e mi dibatto in una crisi mistica, anche cosa faccio. Qualcuno mi suggerisce un percorso psicoterapeuta integrato da medicina, un altro ha preso delle scorciatoie, no, mi bisogna fare una rapina in banca. Vorrei sapere, il dottor Damiano, cosa suggerisce delle due soluzioni. Seconda domanda. Il rapporto, che poi sì, sono partito da ma certo che sì, perché noi allora sì, noi altri uomini siamo peso dai femmine. Allora, ma la seconda domanda, che in realtà è generale ma ha un nesso, un collegamento a questa mia prima affermazione, questa spasmodica corsa di tutti i giovani a possedere il meglio del meglio, il top del top, di tablet, di telefonia palmare, cellulare, penso crei qualche disfunzione, come dire, neurologica. Scusate, io non sono un professionista, non sono un addetto ai lavori, ma chiedo, è stato fatto mai uno studio sulle conseguenze di questa secondo me alterazione della realtà? Perché già ormai è consolidato che il telefonino crea l'isolamento piuttosto che la socializzazione, ma io penso anche che il telefonino sia uno strumento come la Ferrari, cioè che ho notato che nei ragazzi, se uno ce l'ha, sono forse più drogati loro a voler possedere, vedendo gli amici voglio possedere questo, quello migliore. Quindi volevo capire se lei o la medicina in generale aveva affrontato anche il rapporto delle nuove tecnologie, se possono essere cause o concause di nuove forme di depressione, di malinconia o di altre patologie depressive nei ragazzi, negli adolescenti e nei giovani. Grazie. Allora, la prima domanda ti rispondo con un'altra risposta: comprati la Ferrari. Anche tu, perché passa la depressione. Investi lì. No, vabbè, qui è un discorso, sì, che dare una risposta a questa domanda rischiamo di entrare nel banale, nel senso che bisognerebbe approfondire tante cose implicite in questa domanda e pertanto, insomma, ti rispondo solo così. Per quanto riguarda ci sono sicuramente delle ricerche, o stanno nascendo delle ricerche sull'uso delle nuove device, delle nuove tecnologie. Non sono aggiornatissimo neanche io. Quello che si può dire e che si può verificare, che si può vedere, è che il rischio dipendenza c'è, nel senso che siamo tutti comunque dipendenti ormai da questo oggetto, insomma dal telefonino.
e quanto questo possa incidere sul nostro cervello, come quanto l'uso del cellulare possa incidere a livello di formazione di neoplasie o cose del genere, sono cose tutte quante che si stanno studiando, che si stanno verificando, anche perché è un fenomeno tutto sommato abbastanza recente, insomma, la possibilità di accedere in maniera così al mondo attraverso una cosa che si ha in mano, insomma. Se non altro fino a qualche anno fa uno lo faceva dal computer, adesso veramente ce l'ha attaccato in tasca, insomma, no? Però io non la vedrei solo in chiave negativa sta cosa, io la vedrei voglio vederla e cerco anche, perché tutti dicono negativo, 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 io invece voglio provare a vedere anche gli aspetti positivi di questa cosa qua, cosa sanno fare queste persone più giovani di noi di meglio, di più, in maniera più creativa, perché veramente guarda che nascono delle cose che sono geniali, e cioè ci può veramente, attraverso questi strumenti possono venire fuori nuovi geni. Perché vediamo solo il negativo di questi che usano, cioè ci sono delle applicazioni che veramente dici, ma per pensare a una cosa del genere, pensate per esempio, non so, BlaBlaCar, cioè uno può andare su internet e dire per andare a Roma da solo, ok, divido la spesa di viaggio con un altro, risparmio soldi, risparmio ecologico, cioè non è una cavolata. Perché lo vediamo solo il negativo? Vediamo anche, vediamo anche gli aspetti negativi, ok? E probabilmente, siccome siamo tutti un po' depressi, vediamo solo gli aspetti negativi. Allora cerchiamo, sforziamoci, ok, di vedere, di trovare volontariamente, con un atto di volontà, tutte le cose positive in questo aspetto che avete fatto dopo. E sicuramente ce ne sono. Allora facciamo una bilancia, se no il rischio è quello di confermare ciò che già una persona, tutti quanti, sti ragazzi, è fragile, sì, va bene, ok, ci sta, però bilanciamo, troviamo anche gli aspetti positivi, ci sono, sicuramente ci sono. Bene, io direi che abbiamo approfondito, abbiamo fatto anche un po' di terapia di gruppo, un paio di barzellette le abbiamo raccontate, quindi insomma possiamo dire di essere soddisfatti, è stata una serata piena. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua questa sera, aver partecipato così attivamente alla serata. Ovviamente ringrazio Damiano Pellizzari e lo ringrazio tantissimo. Grazie. Gli farei un applauso per averci. Se qualcuno vuole fermarsi, ovviamente Damiano è disposto a rispondere tutta la sera a delle domande sui nuovi device tecnologici, esatto, lo teniamo qua fino a domani mattina. Invece se qualcuno vuole fare i test che ci sono dentro il libro, i test si sa bisogna farli, esatto, il libro si può prendere qua dietro e a qualcuno a sua discrezione puoi anche firmarlo il libro. Vediamo, adesso ci decidiamo. Grazie di tutto e buona serata.